Consegnati i lavori della messa in sicurezza del versante a ridosso del Viale della Vittoria e della Via Picone per un importo di circa 2 milioni di euro. Presenti l'assessore Gerlando Principato, il RUP Francesco Vitellaro, il direttore dei lavori l'ingegnere Salvatore Lombardo, alla ditta CVS che si è aggiudicata l'appalto. I lavori relativi al consolidamento del versante a nord-est delle palazzine di Viale della Vittoria, meglio conosciute come Crea, e del versante sottostante la Via Picone sottoposto a rischio idrogeologico. Espletate le verifiche di legge sulla ditta affidataria, sul direttore dei lavori e sul collaudatore, si è dato quindi formale inizio ai lavori procedendo con la consegna delle aree. Tra qualche giorno arriveranno i mezzi, partirà il cantiere con l'approntamento del materiale necessario per il consolidamento del versante. In pochi, ha dichiarato l'assessore Principato, credevano nella partenza di quest'opera fin dai primi sopralluoghi effettuati con i tecnici del comune. Come amministrazione ci eravamo posti questo obiettivo, ridare speranza agli abitanti di quella zona, certi nella riuscita dell'opera che adesso, dopo un lungo percorso dalla redazione del progetto definitivo a quello esecutivo, esecuzione dei pareri degli enti territoriali, decreto di finanziamento della Regione Sicilia, alla nomina del collaudatore e del direttore dei lavori della ditta. Eccoci quindi arrivati alla consegna dei lavori. L'intervento in materia di consolidamento del versante a nord-est delle palazzine di Viale Vittoria e del versante sottostante la Via Picone si aggiungono a quelli già avviati in Via Favignana a Monserrato, al muro di San Vito del Comune, in Via Massimo Troisi al Villaggio Mosè della Protezione Civile regionale. Quindi continua l'impegno dell'ufficio tecnico con l'assessore comunale ai lavori pubblici e alla Protezione Civile di competenza dell'assessore Gerlando Principato.